Il ribaltamento di uno scuolabus carico di bambini in provincia di Udine, un altro mezzo pesante, un camion, rovesciato lungo l'autostrada A4, un venerdì di incidenti sulle strade del nord-est. Attimi di apprensione lungo la provinciale 55 tra Buia e Treppo Grande in Friuli Venezia Giulia per quasi una trentina di persone che viaggiavano a bordo di uno scuolabus che si è scontrato con un'auto. 21 i bambini a bordo della scuola dell'infanzia e della scuola primaria del paese. Fortunatamente l'esito non è tragico. 3 di loro hanno riportato solo lievi ferite, condotti poi all'ospedale di Udine per gli accertamenti. Feriti sempre in modo lieve anche 3 adulti, l'autista dello scuolabus, un'accompagnatrice e il conducente dell'auto. Uno è stato trasportato allo stesso ospedale, gli altri 2 a quello di San Daniele. Un impatto frontale con l'autovettura che proveniva dal senso di marcia opposto che ha causato il rovesciamento del mezzo su un fianco. Alcuni bambini erano riusciti ad uscire da soli dal mezzo prima dell'arrivo dei pompieri. Imponente la macchina dei soccorsi tra sanitari e vigili del fuoco intervenuti temendo il peggio. E lungo l'autostrada A4 all'altezza di Limenella, Padova Ovest in direzione Milano, a rovesciarsi su un fianco è stato un camion che trasportava mais. Illeso l'autista, pesanti però le ripercussioni alla viabilità lungo l'arteria sempre molto trafficata. Il mezzo, finito su un fianco, ha occupato tutte e 3 le corsie di marcia, riversando parte del carico sulla carreggiata. Per consentire il recupero del mais e del mezzo, l'autostrada in direzione del capoluogo lombardo è stata temporaneamente chiusa. Da accertare cosa abbia causato il rovesciamento del mezzo.